ribaltato tutto con delle opere ex novo, ecco. Non è così, perché se noi continuiamo a innalzare gli argini, qui andiamo Ma la diaframmatura del verso tratto finale non è stata mai compiuta perché è aumentata la portata da parte dell'autorità di bacino. È stato fatto tutto quanto si poteva fare in termini di diaframmatura. Certo, si può continuare con le diaframmature che evitano la rottura degli argini, ma qua c'è un problema di una massa d'acqua. Ma quindi sta dicendo che la diaframmatura del tratto finale è stata compiuta? Perché a me risulta di no. No, è stata compiuta quella che lei sosteneva che doveva essere fatta, è stata completata a Gorgo. È l'unica Ci sono ulteriori passi che possiamo fare, ma se arrivano 5.000 o 6.000 cubi, consigliere, lei capisce che con le diaframmature... Ma non è quella la portata prevista. No, il tema è Parliamo questo. di studi, perché poi se vogliamo fantasticare sui numeri possiamo dirne pure 10.000, insomma, e non basterà neppure la traversa laminante a Dignano a fermarla. Le posso garantire, non so dove vive lei, ma noi abitiamo qua e le posso garantire che l'ultima cosa che facciamo è fantasticare, perché annualmente e anche pochi mesi fa abbiamo dovuto affrontare una piena e le immagini che sono scorse prima hanno evidenziato come l'acqua, ce n'erano alcune prese sull'argine dove si vede i tetti delle case e l'acqua che corre sopra. Se continua a innalzare gli argini, questa situazione peggiora ulteriormente. Per cui nel momento in cui arrivano 5.500 o 6.000 cubi, qui abbiamo un dramma e una tragedia che evidentemente da quello che lei dice forse non si rende conto. Quindi il problema non è più che si deve intervenire, tant'è che spingo per il completamento di quelle opere.